Da un lato le indagini dei carabinieri che procedono serrate, dall'altro l'inquietudine tra baristi, commercianti e cittadini, perché quella di domenica sera in piazza Duca d'Aosta a Mogliano Veneto è stata una rapina violenta che poteva avere conseguenze ben peggiori per il 39enne cinese titolare del bar Aurora, finito all'ospedale con una profonda ferita in testa causata dalla bottigliata che il bandito solitario, entrato nel locale verso sera, gli ha sferrato per tramortirlo e arraffare il denaro in cassa. E tutto perché il barista aveva tentato di reagire. Tutto il centro trema qua. Si spera che funzionino bene le telecamere. Il rapinatore è scappato con 1.500 euro in contanti, ancora da chiarire se in treno o con l'aiuto di un complice. Fatto sta che anche qui, in un centro relativamente grande, che vive tuttavia le problematiche di una zona al confine tra due province e vicina a una realtà complessa come Mestre, l'episodio non fa stare tranquilli. Siamo preoccupati, nel senso che non riusciamo a fare il nostro lavoro con la tranquillità che magari il nostro lavoro richiederebbe. Noi magari siamo in un contesto particolare, siamo il bar della stazione, il famoso porto di mare dove arrivano e partono tutti, però credo sia una situazione che si ripercuote anche nell'ambiente moglianese. Sicuramente se fossimo aiutati ad avere una città un po' più luminosa, un po' più pulita e un po' più in ordine, la prevenzione aiuterebbe anche a essere più sicuri. Ci deve essere più controllo da parte un po' piì controllo da parte di tutti. Bisogna affidarsi alle forze dell'ordine e chiedere più controllo a loro. Lo Stato dovrebbe mettersi una mano sul cuore, perché noi non siamo cautelati, perché loro hanno la guardia del corpo, noi non abbiamo niente e se ci prendono ci ammazzano.